Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Abbiamo qui come ospite d'eccezione, come ogni sabato, Eccezione. la nostra Hilde Garda. Abbiamo anche come ritorno, niente poco di meno, ecco, perfetto. Che è il nostro stesso video. Sì, esatto. Bene Hilde, allora Benissimo. cosa dici ai nostri amici? Beh, allora, ieri chiedo scusa, non ci sono stata, avevo più o meno accennato che probabilmente non sarei riuscita a fare la diretta, però sono qui, siamo qui col Marietto, dunque oggi vi dedichiamo questo tempo insieme, lunedì tutto normale, ci sarò come sempre. E infatti la settimana comincerà proprio con le dirette del lunedì alle 21:30 sul mio canale YouTube, mercoledì alle 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, venerdì sul mio canale YouTube sempre 21:30 e poi sabato alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque ormai penso che i nostri amici conoscano gli appuntamenti della settimana, però non si sa mai che venga qualche nuovo arrivato e che così capisca subito un po' come siamo organizzati. Detto questo, vi ricordo anche come porre la domanda con noi. Abbiamo bisogno per cogliere una scia energetica precisa che mettiate nella domanda il vostro nome, la vostra data di nascita. Se chiedete per conto di qualcun altro, cortesemente mettete il nome e la data di nascita anche di questa persona. Niente indicazioni generiche come pesci 84, tanto per fare un esempio, ma nome e data. Grazie. Mi raccomando, anche la domanda è importante che sia esposta in modo chiaro. Considerate che nella vostra testa la domanda è chiara, per noi che non vi conosciamo, non sappiamo granché di voi, deve essere esposta invece in modo veramente chiaro, cioè pensate a qualcuno che non conosce nulla di voi, della vostra storia. Non ci serve un poema chiaramente, però una domanda formulata in modo inequivocabile e che non abbia, come dire, una doppia opzione, perché purtroppo col pendolino sì no deve esserci dunque o sì o no, cioè dovete immaginare una domanda che possa essere risposta appunto o in modo affermativo o in modo negativo, poi vi darò l'approfondimento con le sibille. Dunque nessuna doppia opzione, devo fare così o cos'ha? No, scegliete già voi una delle due opzioni e vi diremo sì o no. Bene, detto questo, abbiamo un po' di amici già collegati. Cosa ne dici, Sì, Marietto? Li salutiamo? sì, certo, salutiamoli perché vedo già che c'è qualche bella Sì, domandina interessante che il esatto. pendolino sta bruciando per poter fare la risposta. Sì, E iniziamo. Cominciamo a salutare Marina. Ciao Ciao Marina, Marina, ciao ciao Cira, Cira, ciao Rosa, Rosa, Daniela, Daniela, ciao Rossella, Rossella, Maria, Maria, Maurizio Antonio, Ilaria. Maria. Ciao Bene, carissimi e bentrovati. insomma il 22 agosto, amici ci sono, sabato, insomma, Certo. dopo la pennichella si sono alzati, sono andati al cellulare, al computer, al tablet, al web TV e via, sono venuti a trovarci, fa sempre piacere. Ok, Bene, dai, sì, iniziamo con la prima benissimo. domandina. Cominciamo con la prima domanda. Marina, buon pomeriggio. Lisa, 19 ottobre 2000, a settembre sosterrà un test scritto molto importante per il suo futuro. Riuscirà a essere ammessa? Allora, del 2000, quindi a 20 Lisa, anni. 19 ottobre 2000. Ma sembrerebbe che abbia molte possibilità, che la cosa funzioni, eh. Guarda qui che è un sì sibillino, un sì, insomma, lì non ci poteva essere altro che un bel sì. Sì, 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 secondo me la Lisa ce la dovrebbe fare, fra un pochettino ce la dovrebbe fare. Prova un po' a vedere con una bella Sì, stesa. benissimo, vediamo subito. Vediamo per Lisa, 19 ottobre del 2000, se supera il test scritto.
Marietto, quante carte giro? E un pochettino abbondanti, perché insomma è una cosa importante, lo sai che se c'è il lavoro il marietto è sempre Mhm. molto sensibile, eh? Sì. Allora, abbiamo come prima linea già amante e riunione, dunque è sicuramente, è sicuramente indizio che Lisa ha individuato effettivamente qualcosa che le piace, qualcosa per la quale ha passione e dunque c'è questo slancio, questa volontà di poter partecipare a questo scritto. Io non so se già abbia fatto un tentativo in passato o se comunque sia stato suggerito magari da qualcuno che condivide con lei questa stessa opzione o comunque questa stessa passione, probabilmente, non so, magari un fidanzatino, dico Ino perché a 20 anni magari lei si sente grande, ma è ancora in fondo una giovane donna, dunque magari era un progetto o qualcosa che intendeva portare avanti con qualcuno, con cui però qua vedo appunto ammalato e disgrazia. Dunque diciamo che nonostante ci fosse determinazione e probabilmente anche un sostegno, diciamo così, c'è un primo intoppo qua nel passato recente. Dunque ehm, il passato recente poi riprende con, vedi, sospiri e prigione, come se o ci fossero dei ritardi, magari doveva già esserci una prima opportunità in passato, è stata spostata. Comunque c'è un qualcosa che ha costituito un blocco, un fermo, portando anche ad un'attesa. Ad ogni modo, con Donna Maritata e Gran Signore è chiaro che la cosa poi va a sbloccarsi e c'è questa appunto volontà, ma anche il sostegno, l'aiuto da parte di qualcuno. Forse qualcuno che la indirizza o qualcuno che sa suggerirle, che la sa consigliare. Abbiamo comunque nel prossimo periodo sacerdote, domestico, bambino. Dunque ritengo che poi ci siano comunque delle ansie da prova, no? Effettivamente un giudice in un certo senso. Dunque vedo che sosterrà questa cosa, ma a me il risultato comunque sembra più che positivo. Vedi che c'è una Vabbè, qui guarda buonissima che belle. occasione Sì. che parla proprio di futuro, no? Con l'entusiasmo, come dire, ma anche un po' di trepidazione così per il futuro. Mi sembra comunque molto positivo. Guarda qua anche l'esito. Vedi che c'è il superamento degli ostacoli, questo potrebbe essere proprio l'incontro per la prova, vedi l'amore e la costanza. E io direi proprio che è molto positivo. Sì, il risultato è un sì. E va. Andiamo avanti. C'è Cira. Sì? Scusa un attimino perché ho dovuto, voilà, ho dovuto fare vediamo la Cira cosa dice, fammi subito. La Cira dice: ciao carissimi, sono ancora in attesa di ritorno e mi chiedo se ci sarà un'evoluzione del rapporto, un futuro insieme o sempre un vai e vieni. Lui Sabatino 24 marzo del 65 e Cira il 28 dicembre del 75. Chiede se ci sarà dunque una relazione Sì. stabile, suppongo, perché parla di vai e vieni, dunque per ora evidentemente Ma, ma Sabatino qui
E infatti si vede che è un tira e molla, però alla Mh. fine a me sembra di sì, certo un tira e molla, è un tira e molla, 60 quelli sotto 70 sono un po' decoccio, eh. Ce lo dice uno che diglielo tu, È dice, sotto il cioè, 70. Dunque, sono quelli del baby boom, quelli che quelli insomma sono un po', che ti fanno attendere, però son fatti così, Marietto? hanno Eh, cuore. sì, va bene. Mandiamo a loro Sabatino e Cira, vediamo se ci sarà appunto, come andrà il prossimo periodo, se ci sarà questa relazione più stabile. Tra l'altro è arrivata anche la nostra Saretta che ci saluta giù in fondo con la Ah, serie, bene. Monica, la Liliana, il Christian, la Eh Perla, già, Perla, Christian, Liliana, Monica, Sally, Sara, ciao a la tutti. Rosa, Rosa. Maurizio, Antonio. Sì, Eh, sì, loro li abbiamo salutati prima. Allora, dicevamo per questa relazione. Mm. mh, mh, Mm. Contrarietà. Allora, come vediamo qua già c'era, vedi che parte già con l'Imeneo, dunque c'era già la relazione che portava comunque delle soddisfazioni o dei progetti, c'erano dei progetti e probabilmente il progetto di o partire, di fare un viaggio assieme o comunque di costruire, no? Un cambiamento o di forse più che altro lui deve aver promesso qualcosa, ma c'è stato un cambiamento qui, con la carta del ladro si è insinuata qualcosa, qualche difficoltà, qualche cambiamento non preventivato, ovviamente di matrice negativa. Mm. Infatti, casa, gelosia, dunque mm, bisogna fare attenzione un pochino perché qui potrebbe voler dire o un cambiamento di programmi, ovviamente dove lui è l'autore di questo cambiamento non favorevole, perché vedi che c'è molto dinamismo intorno alla figura dell'artista. Dunque, sia la carta del viaggio, sia la carta del ladro, che parlano di azioni o comunque di un qualcosa che questo è un'azione volontaria, un cambiamento voluto dal personaggio che segue subito, però questo è un qualcosa che interferisce, che si insinua. Non so se, visto che al presente compare la carta della gelosia, se questo cambiamento sia portato dall'arrivo di qualche novità non proprio bellissima o magari di qualche persona che si è avvicinata portando appunto delle difficoltà nella vostra intimità, oppure l'intromissione non necessariamente di un terzo incomodo nella coppia, ma anche proprio solo di qualche interferenza negativa o di lui stesso che cambia un po' idea, non è proprio fisso, fermo e a volte non è neanche troppo onesto con te. Ok, probabilmente a volte ti ruba del tempo quest'uomo. Allora, casa, gelosia, donna di servizio e conversazione. Dunque, penso che qualche piccolo problemino. Marietto, si sente la rotella del tuo mouse frullare? Eh sì, perché sto guardando le domande, Ok, allora va sì, sì, sì. bene. Allora, sì, c'è questa, comunque ci sono delle difficoltà al momento nella vostra intimità, è come se siano subentrate delle incomprensioni che portano in effetti un pochettino di scontri o comunque un certo grado di diffidenza, però vedo che comunque c'è della buona volontà e forse troverete il modo di chiarirvi. Nel prossimo periodo devo dirti che pensiero militare fa proprio pensare a un progetto che viene comunque nascosto o comunque che non verrà comunicato
o che parla di un qualcosa di taciuto, di segreto che prenderà vita nel prossimo periodo. Certo, sembrerebbe una buona occasione, dunque non so se magari lui segretamente progetterà un qualcosa con te, ma magari non te ne parlerà fino a quando non è sicuro. Però devo dire che qua non sarà, dopo il chiarimento, non è che già andrete a finalizzare, vedo ancora un'altra battuta d'arresto, però poi di nuovo un mantenimento, nel senso che la questione si conserva, si preserva nonostante tutto. Dunque vedo appunto questa progressione ad alti e bassi descritta proprio dalle Sibille. Comunque l'esito fa capire che alla fine la situazione la vincete, cioè questa situazione che comunque va avanti da anni si consolida. Vedi che c'è amore, c'è costanza, dunque una realizzazione. Anche la vecchia signora comunque a modo suo garantisce una durata nel tempo, anche la stabilità della carta del denaro. Dunque Sì. è Sono questione delle belle di... carte, dai, un bel finalone, Sì, va? tutto sommato sì. Insomma, da come era partita, insomma, un Sì. tic-tac. Boh. Andiamo avanti alla prossima Andiamo domandina, va? avanti, sì. Abbiamo la domanda di Rossella, chiede se Gaetano, 27 gennaio 97, troverà un buon lavoro. Un buon lavoro, vediamo, Sì. Farà fatica, sto Gaetano qui, alla fine, insomma, suda per un buon lavoro. Vedi. Continua a girare, sì. C'è una Cioè, lotta, un si grande indirizza lavorio. verso il sì, ma continua a girare, dunque... C'è un grande lavorio. E diciamo che un super lavorone non lo troverà molto probabilmente in questo periodo. Non subito, infatti. Poi Ecco, sì, alla distanza, ma molto distante. Si deve mettere il cuore in pace che i prossimi lavori che troverà saranno di attesa, non diciamo. ancora il lavoro definitivo. Sì, saranno dei lavori transitori, tanto giovani, quindi... Allora, Però, insomma, vediamo sarà dunque impegnativa la cosa, Gaetano, 27 gennaio 97, vediamo se troverà un buon lavoro. Beh, intanto vediamo quello che succede per lui nell'ambito lavorativo nel prossimo periodo. Sì. Bravo ragazzo, ma... È un po' rassegnato, però, sul lato ho visto. lavorativo. Allora, dunque, stanza, donna di servizio, amante, sospiri, dispiacere. Dunque, partiamo da una linea del passato dove effettivamente lui ha avuto probabilmente un colloquio per una posizione lavorativa per il quale proprio ha ricevuto una proposta, tra l'altro. È comunque qualcosa per cui si è dato da fare. Però vedo qua sospiri e dispiacere, dunque alla fine o questa proposta non si è realizzata o ci sono stati dei grossi ritardi e alla fine l'interruzione del lavoro. Comunque un qualcosa che era partito bene nel passato recente appunto ha ricevuto una sosta e poi un'interruzione. Al presente c'è un po' di preoccupazione, soprattutto forse legata anche alla casa, magari lui aveva dei progetti o ha dei progetti e delle speranze e dunque è chiaro che ha necessità di provarci, ma deve stare tranquillo perché la carta della speranza e della fedeltà garantiscono comunque un qualcosina. Certo, magari non è il successo in piena regola,
però qualche speranza di qualche lavoro comunque non ancora ben strutturato, ben impiantato, perché è una carta comunque di leggerezza, di clima, come dire, poco radicato, però comunque favorevole. Diciamo che ha delle possibilità, delle occasioni. Allora, in effetti avrà occasioni di guadagno, ma vedi che non dovrà farci grande affidamento, perché comunque si direbbero delle situazioni temporanee, tanto per fare qualcosina, magari a volte anche aiutato e indirizzato da qualche amicizia. Ci vorrà del tempo perché riceva una comunicazione effettivamente più utile proprio per lui, c'è qualcuno che lo saprà consigliare, probabilmente gli daranno un suggerimento su come muoversi o a chi rivolgersi. Credo che una persona proprio che lo prenderà a buon cuore lo manderà da un'altra persona che potrà sicuramente prendersi cura di lui. Dunque vedo che poi effettivamente riuscirà a trovare, diciamo così, un protettore o comunque qualcuno che potrà dargli una mano, un aiuto. In effetti poi vedi che c'è conversazione, dunque qualche colloquio lo andrà a fare, ma non subito, non c'è subito uno sviluppo. Eppure nel lavoro con la carta della superbia è chiaro che parla di più opportunità, anche se ancora non stabili. Diciamo che nel prossimo periodo questo lo attende, ancora non vedo un Sì, proprio contratto. perché le sibille ragionano nel raggio di 6 mesi, no? E Sì, quindi diciamo che ci teniamo larghi, ragionano per eventi. Potrebbe esatto. anche essere che un evento ci metta di più a manifestarsi e le sibille lo individuano come uno degli eventi più importanti, magari tralasciano qualche altra cosa, qualche altra piccolezza e raccontano alcune delle cose che sono delle tappe, diciamo così, di questo percorso, che in questo caso per Gaetano è il percorso lavorativo. Dunque abbiamo queste battute così, questo prossimo procedere. Può volerci un mese, può volerci 3 mesi, 6 mesi. Diciamo che non è molto facile indicare una tempistica, proprio perché parlano per eventi, però generalmente parlando e avendo tutti una vita più o meno movimentata, diciamo 3-6 mesi, il tempo medio. Bene, andiamo avanti, c'è la domanda di Ilaria. E questa è una domanda birichina che mi stuzzica perché non l'ho capita. Me la puoi tradurre? Come finirà la querela per aver chiamato un ispettore di polizia a suo dire di cui ho avuto notizia oggi a mio favore o sfavore? Ecco, qua veramente faccio fatica anche a tradurlo io, devo dirti la verità. Allora, per aver chiamato un ispettore di polizia a suo dire, a dire di chi? E poi di cui ho avuto notizia oggi, allora lei ha avuto notizia di questo ispettore Sì. e però c'è una querela per aver chiamato questo ispettore. Dunque, forse la domanda è come finirà la querela? A favore suo o sfavore? Io ho già detto che non dobbiamo fare domande o così o pomì perché il pendolino può rispondere sì no, dunque qui non sappiamo. Diciamo che sì, andrà bene per lei, no, andrà male. Ok? Però io ti dico, Marietto, non ho capito molto bene la domanda, non so come devo interpretare Cioè, questi. cioè, a me sembra che c'è stata questa signora che si chiama, presumo Ilaria. Ilaria, no? Del GC385 che ha avuto qualcosa con un signore che molto probabilmente era un ispettore di polizia, Allora, allora, perché sottoscrive, lui dice di esserlo ispettore di polizia. Allora, probabilmente lei ha querelato un tizio che dice di essere ispettore di polizia. E che lei così non sapeva Ilaria, chiaramente in quel momento.
Io vi ho detto, mi raccomando, noi non conosciamo le vostre situazioni, formulate le domande in modo chiaro, non l'avessi detto. E magari questa la saltiamo perché Allora capisci Ilaria, riformulala in modo più chiaro, capisci che noi non conosciamo questa situazione, dunque devi provare a leggerla con gli occhi di chi non la sa, non conosce. andiamo avanti, prossimo. Per aver chiamato in quel modo continua a non essere chiaro, va bene. Allora, cosa? A suo dire? Non ho capito. Sotto? Lui ha querelato me lui ha querelato Ilaria perché lei lo ha chiamato e lui dice di essere un ispettore di polizia. Cioè dici di esserlo? Cioè nel senso... Allora, lei ha chiamato Coniglio, Sì? ok? Uno che dice ma Uno lei lo sapeva? che l'ha querelata e dice di essere un ispettore di polizia. No, lei dice che l'ho scoperto oggi. Come andrà la querela a suo favore o a suo sfavore? Sì, no. Abbiamo capito bene, Ilaria? Però cercate di essere più chiari, sennò perdiamo 2 Sì, ore a perché capire la lì domanda. sembra boh. Vediamo se esatto, c'ha dato siamo stati promossi. Ilaria ha detto che Ben l'uomo del capito. monte ha detto sì. Abbiamo ricostruito. Ok. Allora, diciamo se sì avrà ragione Ilaria, se no avrà ragione lui. Mi sa che alla fine spunterà quel tizio. Sai, quella è proprio una di quelle parole che ho, se anche fosse stato un becchino avrebbe avuto ragione lui, perché son parole che non sono querelabili. Magari sai poi la gioventù, sai com'è, no? La gente Vabbè, così vediamo. va a finire Vediamo. male molto probabilmente. Vediamo un Sì, però per pochettino cosa forza dicono. storia, facciamo 5 carte veloci, Sì, perché va sennò gli bene, altri perché sennò ogni volta che uno abbiamo già vince perso 10 minuti. E esatto. poi voglio dire ad Assunta che quantomeno la tua data, grazie. Sì. Allora, Però vediamo un sapete ogni pochino. volta che uno si sveglia mattina da una parolaccia a un'altra, a parte è normale, no? Quante volte Marietto ha detto di volar basso? Eh già, anche se avete ragione. Volare sempre basso, perché non sapete mai chi dall'altra parte c'è. Dietro Allora, io a l'angolo. vederla così, gran consolazione, ladro, pensiero, consolante sorpresa, gran signore. Purtroppo la consolante sorpresa ce l'ha lui, il gran signore. Boh. Mi dispiace Ilaria. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Rosa. Dice che c'è un avvicinamento del suo ex, ma sente che c'è qualcosa sotto, vuole capire cos'è. 15 luglio 73 lei, 30 giugno 77 Nicola. Dunque Rosa e Vediamo se c'è Nicola. qualcosa sotto. Sì, Sì. hai capito? Hai fatto 2 Hai conti? capito Nicolino qui? Che cosa fa la nostra Rosetta? Guarda qui cosa c'è sotto. Chiediamole le Vediamo, sibille che sono vediamo spiccate. cosa ci spifferano le amiche sibille, cosa c'è sotto. Allora, vediamo Nicola. Vedo che la ricontatta, si è fatto già delle fantasie. Sì, ma non è che finirà tanto bene, Cioè, nel senso che l'esito è questo. Dunque non porta nulla di buono questo avvicinamento, però
da cosa capisco dalle carte che sono uscite, vedi falsità, nemico, amatrice, prigione e amica. Dunque, evidentemente o si è allontanato o è conclusa o è finita con un'altra tizia, ed eccolo di nuovo alla carica, perché vedi che ci riprova. Sembrerebbe però che lo faccia, vedi, artista, viaggio, stanza e bambino. Sembra che più che altro, io non so, Rosa, io non è che mi ricordo se lo hai già detto in altre domande, in altre situazioni, circostanze, non so se avete un figlio insieme, però sembrerebbe più per il figlio. Diciamo che si è tolta di mezzo una persona che comunque costituiva un nemico, cioè non era una persona favorevole né nei tuoi confronti né a quanto pare nemmeno nella sua vita, e questo gli ha dissipato delle nubi, qualcosa che evidentemente lo teneva bloccato. Sembrerebbe che lui ci abbia ragionato su e abbia pensato di riavvicinarsi o per un nuovo inizio, ok? Oppure per il figlio, se avete un figlio o una figlia, chiaramente, non lo so. Comunque è chiaro che lui farà tanti passi studiati, attenzione, studiati, ok? E fortuna, donna maritata, vecchia signora, diciamo che qui c'è anche probabilmente lo zampino della madre, se ha ancora una madre, comunque che lo spingerà in quella direzione, o forse in fondo vuole consolidare qualcosa del passato che lo fa stare più tranquillo, ma sempre per calcolo, perché vedi che assume una posizione centrale all'interno della stesa, dunque c'è un ragionamento in questa cosa. Però devo dirti che vedi che una cosa segreta c'è. Sì. Sebbene in fondo parli ancora di una forma di lealtà nei tuoi confronti, però guarda dove ti porta, da nessuna parte. Ti ripeto, secondo me comunque la chiave è in questa cosa qua, cioè il fatto che lui si stia riavvicinando adesso, sperando in un nuovo inizio e facendo sicuramente tutti i passi che farà, è dovuto al fatto che si è tolta di mezzo una nemica. E lui magari ha cominciato a vedere le cose in modo diverso. Forse questa persona inquinava la sua visione e la sua idea che aveva di te. Comunque ti ripeto che non è un granché. Allora, andiamo avanti. C'è la domanda di Monica. Sì. Monica, 17 luglio del 70, vuole sapere se in futuro avrà una bella sorpresa. Vediamola un po', se ci sarà una bella sorpresa. Io non so che sorpresa si sta aspettando. Che cosa stia aspettando, però. Perché magari, sai, va più verso il no in questo momento, però sai. Sarà un futuro non troppo vicino, E vedi, però guarda l'orario un po'. 16:34. Allora rispondiamo. Scusa, dice 17 settembre del 70. Lei No, ma io l'ho visto bene. L'avevi visto, ok. No, è che ha scritto 2 commenti. In una ha scritto 17 luglio 70, poi dopo sotto si è corretta e ha scritto mi sono confusa. Sì, 17 9 70. Sì. Ok. Allora, la sorpresina ci sarà, però è un futuro piuttosto XL, non è stronzo, ma piuttosto X, sai, come le misure degli americani, no? Che hanno 3X, poi una L
che sta proprio a indicare una cosa Sì, sì. molto, molto lontana. Quindi sicuramente avrà una bella sorpresa, ma magari non quella che si aspetta in questo momento. Non Però adesso? sì, però Ilde fai 5 carte, perché Va guarda bene. l'orario, so che poi Sì, tu sì. hai impegni con la sister, insomma. Allora a lei manca una persona. Guarda, ci vorrà un po', eh. Lei si aspetta la sorpresa di un uomo, mm, ma ci vorrà un bel po' che si faccia avanti, che si decida. Ce la farà, però ancora non ci siamo. Per ora ancora ci sono delle condizioni avverse, insicurezza, delle interferenze non chiarissime, ancora no, ci vorrà proprio un po' perché si dia una mossa, questa sorpresa ad arrivare, anche se Una secondo me la sorpresa. sorpresa La sorpresona ci sarà, ma magari non è quella che esatto, aspetta lei. Però una sorpresona ci sarà, che sarà felice. Andiamo avanti, via. sì. Vediamo Allora, Liliana. leggiamo la domanda di Liliana: come vive la sua nuova vita dopo la separazione del mio ex marito? Daniele, Daniele, allora sì, 22, bene, no, male, e non male, va bene. In questo momento, in questo preciso momento, il Daniele è un sì piuttosto corposo, hai visto? È Si sparato là. direbbe, sì, si direbbe bello, oscilla Direi abbondantemente. che Allora, vediamo sente Daniele. leggerino, eh. Vediamo un po' sto Daniele. 22 novembre del 55, vediamo un po' come vive la sua nuova vita, Daniele. C'è allegrezza al cuore, deliranti, insomma, si sta Si è dando la lasciato pazza andare? gioia, Si è sì. lasciato andare, eh? Vedi, vive con molta leggerezza. Ah, scusate, non siede proprio niente, ok. Guarda, casa, Uh, leggerezza, viaggio, sacerdote e dottore. Diciamo che, alla scusa, grande? Eh, sembra, sembra che si stia dando la pazza gioia e poi farà l'estrema unzione. No, sto scherzando, ovviamente, però sacerdote e dottore sembrava quasi. Allora, no, diciamo che lui sta ritrovando una sua dimensione, un suo spazio suo, che sta vivendo con leggerezza, si è dedicato alla sua casa, ma adesso viaggia, in movimento, tipo uccel di bosco, non mi sembra un tipo che. Però sai, solo, non viaggia accompagnato. È come se stesse cercando di prendersi cura forse di se stesso, comunque mm. comunque Però la no, domanda non è come la male. vive, bene o male? Eh Diciamo beh, che la vive alla grande. io direi bene, anche il taglio era, Sì, sì, la vive alla grande. Se sì. proprio, come si suol dire, ehm, Sta prendendosi cura di sé, sì, sì, si sì, sta sì. sfogando un po', forse delle cose che non pensava di non poter fare prima. Esatto, sì, sì. Sai, una volta c'era un gioco, si chiamava Sims Vivere alla grande, no, in Mm? cui sai, era un gioco che poi ha preso un successo immenso. Ecco, questo signore qui, direi che vive alla grande, così, parafrasando Forse, così. sai, vive senza pensieri del Sì, domani, sì, sì. boh, vive, coglie il momento. Sì, sì. Andiamo avanti. Allora, c'è la domanda di Selli. Buongiorno, vorrei sapere come andrà il lavoro prossimamente, se ci sarà armonia tra i colleghi. Sì. Federica, 28 settembre del 90. Ecco, questo è importante perché è una domanda sul lavoro, vediamo la Federica. Allora, sì bene, no male, eh. Sì, se ci sarà armonia, certo. Sì, vedo che fra i colleghi Federica qualcosa si muoverà in senso positivo, eh. Sì, 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 sì.
andiamo avanti. 5 carte, Hilde, perché so che hai Sì, la sì, sì, sister che sì. ti sta chiamando, conosco già l'ambiente, Sì. i cuccioli che sono in Però movimento. cerchiamo di dare la risposta a Fabio, che già qualche volta che ci prova, Sì, 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 per questo a ho detto farci le 5. domande. Certo, Sì, certo, sì. certo. Fabio soprattutto perché ho visto che poi lui fa Allora, tanto lavoro. fagli per il lavoro. Ah, vedi che abbiamo già un bel taglio di laboriosità, ma anche di riuscita. Dunque, allora, effettivamente partiamo da una situazione che è stata problematica, eh. Forse non riuscivate a capirvi e magari anche sul posto di lavoro c'erano delle tensioni, delle perplessità, però i problemi sembra che siano stati vissuti più grandi di quelli che poi sono stati in realtà, perché vedi che riunione e conversazione si direbbe proprio che si troverà un punto di incontro tramite il dialogo, comunque si cercherà un compromesso. Speranza sacerdote fa capire anche che appunto è chiaro che la porta in chiave positiva, ma con, cioè dovete trovare un'equilibrata freddezza. Forse, forse il motivo per cui non c'era tanto accordo è perché eravate troppo a cincischiare e non c'era questo, non c'era quel giusto distacco che deve esserci. Mi sembra che troverete un equilibrio col giusto distacco. Allora, abbiamo dunque la domanda di Fabio. Ci riprovo oggi, ha ragione Fabio, 11 giugno 74. Riuscirò a trovare lavoro entro fine agosto? Chiedo perché sto facendo alcuni colloqui. Grazie. Vediamo un po', Fabio, Per Fabio. 11674. Fabio, guarda, per fine agosto penso proprio che sarà un po' complicata la cosa, Però Hilde, fai una panoramica per 6 mesi, poi facciamo questo e l'ultimo perché vedo già che Ok, sì, sì, cominciano a esserci cari amici, facciamo movimenti. questo e poi dopo ci vediamo lunedì per la Hilde alle 9:30, giusto Hilde? Sì, 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 21:30. esatto, 21:30 lunedì. Allora, vediamo per Fabio, 11 giugno 74. Anche perché purtroppo siamo già anche un po' fuori, no? Oltre 20 minuti dal nostro orario. Sì, sì. Allora, vediamo i colloqui come andranno per Fabio. Allora, c'è un po' di preoccupazione, però qualche opportunità. Quante carte giro per Fabio, Per il Marietta? lavoro tante, Hilde, Va perché bene, sai che tutte ci quelle che tengo si per il può, va lavoro, per bene. Fabio, perché vedo che Allora, ascolta, ancora non mi sembra, che le opportunità oggi vadano poi a buon fine. Vediamo comunque. Abbiamo effettivamente degli inizi, delle ehm, situazioni proprio lavorative, all'interno delle quali si sono create comunque delle dinamiche. competizioni, sì, delle dinamiche di competizione o comunque di non bella collaborazione o compatibilità con i colleghi. Dunque, in particolare forse qualche occasione che poteva essere positiva, soprattutto visto che comunque un lavoro che evidentemente ha tenuto per un po' nel suo passato. Comunque, diciamo che ci sono già accenni di tentativi recenti. Comunque, questa vecchia signora mi sfugge di capire il senso. È come se una vecchia signora avesse dato, o una vecchia signora, oppure un vecchio luogo di lavoro, aveva dato delle occasioni che però non sono state colte come si doveva. Abbiamo
vedi, un qualcosa che si è chiuso proprio, è suo malgrado. Ehm, Magari avrebbe voluto che le cose andassero diversamente perché ci ha messo tutta la buona volontà, però nonostante tutto comunque mh, è un qualcosa, c'è qualche capitolo, forse proprio questo vecchio lavoro che compare nella riga sopra è proprio chiuso. Oggi lui è alla ricerca, si dà da fare, sta aspettando effettivamente delle notizie proprio riguardo a delle possibili attività, però vedi, non vedo, qualcosa non andrà. Però vedo altre comunicazioni, altre opportunità, un altro colloquio di lavoro, ma anche qui qualcosa non sarà completamente chiaro. Ci vuole ancora un po', sai, non credo che per agosto, perché anche un eventuale contratto che sembra quasi che andiate a fare, alla fine invece non sarà stabile e solido per come lo immaginavi e dunque porterà a un qualche fermo o forse un lavoro che all'inizio ti viene prospettato come di una certa durata, in realtà poi si interromperà prima. Dunque un po' così per il momento, ancora non c'è grande carne al fuoco, c'è tante opportunità, ma poi, sai come si dice, tanto fumo ma poco arrosto, un po' Sì. così. Sì. Beh, comunque, questo è nel raggio massimo di 6 mesi, no? Diciamo così, Sì, vabbè, lui ha chiesto fino a agosto. entro fine agosto, questa Sì, era la sì, sua sì, domanda, dunque certo, certo. entro fine agosto io non vedo ciccia. E comunque, Fabio, eventualmente vai nei canali di Hildegarda o del Maria Veneziana sul tubo e attiva i vari, come si suol dire, i vari, come si suol dire, riti operativi che Sì, possono sì, 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 portarti sì. abbondanza, seguili, falli passo passo perché sono molto semplici, possono sempre aiutare a livello magnetico, no? La Certo, possibilità a che il vostro migliorare un contratto po' anche e la cosa più economica funziona, no? Perché funziona anche se non ci credi, quindi il nostro aiuto lo diamo fino a qui. Bene, cari amici, io penso che Hilde è stata super come al solito, vedo anche qualcuno che ha ringraziato molto elegantemente, ha detto appunto che la Hilde come al solito è brava e noi lo sappiamo, quindi sappiamo anche che alle 21:30 di lunedì è con noi, cioè non è con noi saremo con lei perché io non ci sarò, eventualmente lo sapete per qualche non per quelli che seguono adesso, ma per quelli che vedranno il video dopo, fino a lunedì sicuramente, se vogliono fare qualche consulto professionale sanno il numero di telefono, sono poi 20 € per 45 minuti. Io penso di aver detto. Eppure guarda, Liliana dice, scusami, stavo guardando Mhm. il commento di Liliana, dice convive da 2 anni con l'amante, eppure lo sai che io lo vedo solo. Sì, ma sai, sono quelle Ma capisci, quelle. non è tutt'oro quello che luccica, non pensare Esatto, Liliana. son quelle cioè lui sta bene questo signore, proprio Perché fa perché quello che vuole, però esatto, perché è questa signora solo. qui che gli sta vicino fondamentalmente, non la vede neanche come una zavorra, non la vede nemmeno, ecco, quindi amante no Magari. esatto. Va bene, un abbraccio a tutti e grazie per essere stati in nostra compagnia. Speriamo di avervi risposto e di avervi soddisfatto. Dunque, vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Come vi ricordo, lunedì ce n'è uno con me nel mio canale YouTube e con il Marietto torniamo mercoledì sera alle 20:30 sul suo canale YouTube. Oh, buon pomeriggio Giusy, ho visto che anche Ciao, lei si è ciao. collegata. Un Okay, abbraccio a tutti e abbraccio a tutti, grazie. Buon grazie. fine settimana.